Buon pomeriggio a tutti, bentornati in diretta. Manca più o meno mezz'ora, 35 minuti esatti al fischio d'inizio della Antudo Cup, ovvero il derby delle isole, la sfida tra la nazionale sarda di Vittorio Pugedu e la nazionale siciliana di Giovanni Marchese, ex terzino sinistro del Catania di metà fine, insomma, prima decade degli anni 2000. Un appuntamento a suo modo storico, perché insomma il primo appuntamento tra queste due nazionali che si dovevano sfidare teoricamente agli europei con IFA di Nizza, ma insomma le ben note vicende e problemi di sicurezza della città della Savoia insomma hanno impedito che questa partita, o meglio che questo torneo si facesse, soprattutto che le due nazionali vi partecipassero. Ma come avete imparato in questi giorni, insomma, abbiamo come sempre il nostro inviato speciale Roberto Pinna direttamente dallo stadio di Mazara del Vallo, che non so come si chiami, se abbia un suo nome. Nino Vaccara. Il grandissimo stadio Nino Vaccara. Io tutti gli stadi che inizia... immagino Vaccara governando la zona, ma comunque sono pronto a essere smentito totalmente in diretta, ma io tutti gli stadi che sono Nino o Ninetto sono stadi dove mi sento a casa, caro il mio Francesco Aresu. Esatto. Ninetto, tra l'altro hai dato il giusto assist per ricordare che domani ci sarà la finale play-out dell'Atletico Uri contro l'Insieme Formia per restare in Serie D, ma di quello parleremo domani, caro Roberto, perché insomma c'è da raccontare appunto l'esordio stagionale di fatto contro appunto meglio all'esterno dell'isola, perché era già stato fatto il derby col Torpedo della Nazionale Sarda qualche settimana fa, il 15 maggio per essere esatti, però insomma c'è l'esordio oltre Tirreno, possiamo dire così, della squadra di Vittorio Pugedu. E prima di andare a leggere le due formazioni voglio che ci faccia un minimo di racconto di quella che è stato anche l'avvicinamento alla gara, visto che ricordiamo tu sei lì da ieri e hai seguito dall'inizio tutto il viaggio della nazionale sarda. Eh sì, hai detto bene, caro Francesco. Innanzitutto è un appuntamento storico perché è la prima trasferta in assoluto per la nazionale sarda, appunto da quando è nato questo progetto qualche anno fa, ma soprattutto è un appuntamento importante perché la Sicilia è nata nel tempo un po' prendendo anche ad esempio quello che è stato il progetto fatto dalla nazionale sarda. Infatti c'è un grande legame tra le due. La stessa nazionale sarda ha aiutato a nascere questo nuovo progetto della nazionali siciliana, per usare il termine proprio appropriato per come sono chiamati diciamo la compagine guidata da Marchese. Uso compagine per usare una parola che tanto piace alla nostra relazione, un po' meno a me. E detto questo, a parte questo, sarà un derby tra le isole, c'è un bel clima, devo essere sincero, un clima quasi da gita fuori porta che si respira un po' da ieri, anche perché Vittorio Pugedu è il classico mister che un po' crea quel clima divertito nei suoi ragazzi, li tiene a suo modo tutti pronti per questa partita, scherzando tantissimo, raccontando aneddoti. Potessimo praticamente stare continuamente in diretta, sarebbe bello un grande fratello solo su Vittorio Pugedu, perché ha talmente tanti di quegli aneddoti dall'epoca in cui giocava, poi quando ha allenato, in generale un po' le sue disavventure e le sue avventure in giro per il mondo sono sempre belle da ricordare. E anche tutta una sua dieta. Poi c'è Gianfranco Iba, storico coach, preparatore atletico del Cagliari, ma non solo, che nel calcio sardo è ormai un'istituzione da anni, che non so se sia d'accordissimo con la dieta di Vittorio Pugedu, una dieta che non disdegna il reintegro di sali minerali vari, anche con qualche birra nei pasti, ma soprattutto il cappuccino a fine pasto, che secondo vediamo Vittorio se riusciamo Pugedu a recuperarla la foto meravigliosa, diciamo, aggiusta lo stomaco, secondo il la mister, colazione dei campioni, come l'hai chiamata tu, no? Il cappuccino sì, post pranzo. Il problema è che lui lo prende dopo pranzo e dopo cena il cappuccino, non a colazione. Però scherzi a parte, questo fa un po' capire anche il clima di tranquillità, di serenità che si respira all'interno della nazionale sarda. Però va detto, lo spogliatoio vuole vincerla, sarebbe anche la prima vittoria in una gara ufficiale per la nazionale sarda contro magari un'altra realtà simile, ecco, dopo tutte le varie avventure che ha avuto in questo percorso la selezione isolana, e sarebbe importante farlo in questo stadio, che è un nuovo inizio per la Sicilia, mentre è un ricominciare per la nazionale sarda di Vittorio Pugedu. Sono tanti i giocatori che hanno voglia di mettersi in mostra
palestra, nonostante i campionati siano già finiti, e soprattutto molti si conoscono, c'è davvero quel clima da spogliatoio, da bar sport, che ci piace raccontare spesso quando giriamo i campi di Serie D. Allora, Roby, direi di andare a vedere le formazioni, iniziando ovviamente dalla Sardegna, dalla squadra allenata da Vittorio Pugeddu, 4-4-2, scelto dall'ex tecnico della Primavera del Cagliari, con Marco Manis tra i pali, poi da destra a sinistra Porru, Ligios, Congiu e Pinna dell'Olbia, Simone Pinna. Abbiamo anche sentito alla vigilia della partenza per Catania. Poi centrocampo a 4, noi almeno l'abbiamo sistemato in questo modo, con Alessandro Cadagua a destra, Marcello Angheleddu e Ignazio Carta al centro e Andrea De Montis sulla sinistra, sicuramente immaginiamo libero di svariare anche più in attacco. Coppia d'attacco appunto molto... sono molto curioso di vederla all'opera, quella formata da Alessio Virtus, attaccante dello Sese, cresciuto, ricordiamo, nel settore giovanile della Torres, e poi Alessio Allegria, cioè che è un po' la sorpresa di questo elenco di convocati. Ricordiamolo, una storia molto particolare, figlio di emigrato, ha contattato lui stesso il direttore sportivo della nazionale Claudio Pani per poter far parte di questo progetto, una discreta carriera nel calcio minore, eppure la Serie A del Kazakistan, tanto per dire. Ha già giocato anche in Sicilia. Esatto. Allegria ha giocato già in Sicilia. A breve l'intervista che tu hai realizzato con l'attaccante sardo-belga, e poi appunto in panchina invece ci saranno Maina, Spinotto, Sirigu, Zinello, Bianco, Masia, Suella con un curioso numero 3 sulle spalle, visto che gioca a centravanti, Mereu, Nicola Mereu del Muravera e Michele Fada. Andiamo a vedere poi invece anche il 4-3-3 con cui risponde la Sicilia: Valenti, Maniscalco, Mollica, Brugaletta e Bontempo, Bulevardi, Bossa, Tuminelli, Savanarola, Curiale, che è il capitano, l'uomo di riferimento, diciamo così, di questa squadra, sì. E Ortisi in attacco per la panchina, appunto, Giovanni Marchese, come dicevamo prima. Intanto ti dico occhio a Tuminelli, perché io, seguendo i Sardi on the road nella Cireale, gioca Cadili, ex capitano della Primavera del Cagliari, compagno di Tuminelli, l'ho visto molte volte all'opera sulla fascia, insomma è un giocatore sicuramente fastidioso. È uno dei più attenzionati sicuramente, ovviamente il giocatore da temere numero 1 è Curiale, gioca in Serie C, Davis è un giocatore d'esperienza, ha giocato tra l'altro anche con Marchese nella sua lunga carriera, ed lo ha detto anche stamattina: sono qua perché innanzitutto è un sogno. Quando ho visto la Sardegna qualche anno fa iniziare, mi sarebbe piaciuto far parte un giorno anche della nazionale, della rappresentativa della Sicilia, e ci è riuscito in qualche modo. Oggi alla prima sarà addirittura anche capitano, giocatore che non scopriamo oggi, sicuramente sarà quello più pericoloso per Congiu e compagni del reparto arretrato, però una Sicilia che si allena da diversi giorni, quasi una settimana, qua insieme a Mazzara del Vallo, e quindi è una squadra che sta imparando a conoscersi forse molto di più anche della Sardegna, che di fatto, a parte l'amichevole di Torpea, ha fatto una sgambata nel centro federale di Sarrodia Oristano, e poi è partito qua per Mazzara del Vallo, dove la squadra di fatto ieri avrebbe dovuto fare un po' di attività muscolare, però siamo arrivati in ritardo, quindi ha semplicemente fatto una ricognizione del campo, un campo sintetico non di ultima generazione, però un buon sintetico duro, comunque in buone condizioni, ecco. E stamattina invece c'è stato un lavoro atletico fatto appunto dai ragazzi con il Cociba sul lungomare di Mazzara del Vallo, una cittadina molto molto bella, tra l'altro. Facciamo anche un po' di turismo, di consigli per il turismo, che ci sta. Per chi ci segue dalla Sardegna. È una città, sembra di stare, io che sono stato in Marocco, ti dico, sembra di stare in Marocco, molto bella. Per esempio il centro storico si chiama la Casbah, già questo fa capire le origini diciamo della città, che ha origini antichissime fino ai tempi degli arabi. Ecco, ci sono alcuni commenti, ci chiedono il pubblico presente, ci chiede Gianluca Brundu. Guarda, la tribuna sta iniziando a riempirsi, al momento ovviamente è ancora presto perché mancava una mezz'oretta scarsa al fischio d'inizio, però sta iniziando a riempire, credo che si riempirà tutta la tribuna coperta, che dovrebbe essere l'unico settore aperto al pubblico, perché la curva e la gradinata dovrebbero rimanere chiuse. Ecco, vi stavamo dicendo prima, no, delle tue interviste realizzate oggi, insomma, conferenza stampa con i due mister e i due capitani, ma soprattutto poi anche le interviste a coach Ibba e soprattutto ad Alessio Allegria. Andrei a sentire un estratto di entrambe, proprio per avvicinarci al meglio e anche per respirare poi l'aria appunto dello spogliatoio direttamente della nazionale sarda. Abbiamo
Gianfranco Ibba, storico preparatore del calcio sardo, ancora presente per la nazionale sarda qui per l'Antudo Cup. Innanzitutto le chiedo quanto è complicato preparare nel medio dei giocatori che si vedono pochissimo rispetto ad averci magari per tutta una stagione? Beh, sicuramente non avere a disposizione i ragazzi è una cosa piuttosto complessa. Ci si affida comunque alla professionalità di questi ragazzi. Abbiamo fatto una seduta la scorsa settimana, il 6 di giugno a Oristano, poi ho consegnato loro un programma da autogestire per i 2 giorni successivi, poi il viaggio, poi la logistica ci ha impedito di fare qualcosa qua a Mazara, però sono convinto che i ragazzi faranno comunque un'ottima prestazione. Ecco, dal punto di vista invece umano, più che da preparatore, tanti di questi ragazzi li ha visti crescere, li ha visti diventare giocatori Sì. anche importanti. Dal punto di vista proprio emotivo, che effetto le fa? È una grossissima soddisfazione ritrovare questi ragazzi dopo tanti anni. Alcuni di loro si sono affacciati al professionismo con ottimi risultati e fa sempre piacere, è gratificante, insomma, averli visti i ragazzini crescere e affermarsi. Ecco Robby, abbiamo sentito le parole di Gianfranco Ibba, andrei a sentire anche invece quelle di Alessio Allegria che, come ci segnala l'amico Gianluca Brundu nei suoi commenti, è il quarto oriundo dopo i 3 del 97, ovvero il sardo tedesco Sergio Allievi, il sardo belga Antonio Lai e il sardo olandese Daniel Agus. Pugedo era in campo ed era il capitano in quell'occasione. Andiamo a sentire quindi Alessio Allegria nell'intervista realizzata. Non stiamo considerando, immagino non stiamo considerando Emerson, perché comunque sia... ovviamente direi, certo. L'oriundo, diciamo, europeo, dai, diciamo così. Fatto, ecco, ricordiamolo questa cosa, perché oggi sarà capitano Angeleddu, il centrocampista ex Muravera, però di base lo hanno ripetuto anche i giocatori. Capitano rimane Emerson, che voleva esserci anche per l'appuntamento di oggi, ha avuto degli impegni comunque personali e non ha potuto seguire la squadra in Sicilia, però di fatto Emerson vuole partecipare ancora alle chiamate della nazionale sarda e rimane di fatto il capitano di questa nazionale. E ricordiamo fare il commento tecnico di questa sfida, esatto, insieme a Vittorio Sanna, per cui insomma che vedrete appunto al termine di questa nostra prepartita, che andiamo a chiudere con le parole di Alessio Allegria, che si è scusato immagino 1000 volte anche con te, non parla perfettamente italiano ma si fa capire. Andiamolo a sentire. Si fa capire, ragazzi. Alessio Allegria, una storia nella storia, la tua. Nato in Sardegna, figlio di immigrati, hai sempre giocato nel Belgio, ti sei formato appunto nelle giovanili del calcio belga, poi hai avuto un sogno, hai mandato un messaggio e raccontaci come è iniziata questa avventura. Sì, vero, sono orgoglio di essere qui con la nazionale sarda, penso per tutti chi stanno lì è un orgoglio di giocare per la Sardegna. E anche per me, quando ho visto il messaggio di Claudio Pani, l'ho fatto un messaggio e detto che vai, è un orgoglio di un giorno portare la maglia sarda, oggi sono qui, è un po' un sogno, faccio tutto per fare il meglio. Ecco, raccontaci un po' il tuo percorso, dove hai iniziato, dove hai giocato nella tua carriera, che hai viaggiato non solo in Belgio ma un po' ovunque. Sì, vero, no, invece papà è sardo, io sono nato in Belgio, anni fa sono immigrati in Belgio, infatti la carriera mia è stata in Belgio, ho fatto 3 anni Serie B, penso 3 o 4 anni Serie C. Ho giocato anche un anno in Italia, in Serie D, qui in Sicilia, in Marina di Ragusa, un anno Serie A in Kazakistan. Allora ho visto un po' tutto già. Ecco, hai visto un po' tutto e ora stai imparando a conoscere i compagni. Come stanno andando questi primi giorni con la squadra? È sempre un po', come devo dire, ti devi integrare, vedi? Hai un po' vergogna di parlare, però un bel gruppo, anche tanta qualità ho visto già nell'allenamento in Oristano, sta andando bene. Ecco,
Ecco, si deve insomma, abbiamo integrare il sentito... ragazzo. Esatto, si deve integrare, però insomma c'ha coraggio, quindi giustamente Ti sarà lui... dico una cosa. Vai. Innanzitutto non gioca titolare perché ha una bella storia, perché chiacchierando, arrivando proprio qua allo stadio, il pullman ci ha lasciato a un centinaio di metri, poi abbiamo fatto una passeggiatina per entrare al Nino Vaccaro. Io ormai lo battezzo così, sono l'uomo che sbaglia gli accenti, quindi sicuramente non sarà il Nino Vaccaro, però per me ormai a vita sarà così, un po' come Razma Marin. Detto questo... il coach Iba mi ha detto, sai che sembrava un po' la barzelletta, no? Comunque la storia, la cosa carina da usare anche un pochino come simbolo. Invece il ragazzo ha qualità, a me è piaciuto nella sgambata che abbiamo fatto a San Rodì, ha fatto anche un gran bel gol, è un esterno che sa fare anche la seconda punta, è molto di movimento, oggi lo vedremo per la prima volta all'Opera, perlomeno io che non ho mai seguito la Serie A del Kazakistan, lo scoprirò oggi. Sai con chi ha giocato? O la C belga, con chi ha giocato? Sai con chi ha giocato non nella sua squadra ma contro il suo campionato contro Arshavin, quindi comunque un giocatore che ha esperienza, non soffrirà questo Antudo Cup. Va bene, vedremo ragazzi cosa sarà di questo derby delle isole vero e proprio. Roby, noi ci vediamo nel post partita, ricordando che adesso, certo, come chiudiamo, potrete seguire la diretta della partita, appunto grazie ai colleghi di Tele Sardegna e insomma Fins, Nazionale Sarda, come tutti i partner ovviamente di questa bella avventura. Al termine della sfida invece ci sarà il consueto post partita. Insomma, proveremo a sentire, a vedere, insomma, non diciamo niente, sarà tutto molto in divenire. Work in progress. Esatto, va bene. Grazie a Roberto, buon lavoro, ci vediamo dopo. Grazie a voi ragazzi. Ragazzi, buona partita, insomma, continuate a seguirci, ovviamente, ci vediamo direttamente dopo. Grazie, sigla.